Beh, allora, noi intanto abbiamo dato abbiamo partecipato all'iniziativa della Notte Verde del Nord-Est con questo convegno dedicato appunto ai temi della sostenibilità. Riteniamo che quelli che sono gli interventi che avranno un futuro sono quelli legati a aspetti che ci vedono responsabili nei confronti del futuro del nostro pianeta, nei confronti del futuro delle nuove generazioni e quindi le diverse declinazioni che il tema della sostenibilità può assumere saranno naturalmente da parte degli ingegneri trattate con il massimo impegno e con il massimo ingegno. Perché la scelta di dedicare un numero di Galileo proprio a questo tema? Diciamo che su questi temi noi siamo molto attivi già da parecchio tempo. La sostenibilità è un termine a volte abusato, però che necessariamente nasconde dietro di sé delle finalità di programmi a lungo termine sui quali noi non possiamo assolutamente essere esclusi. E noi dobbiamo pensare, come ripeto, che il futuro è legato a termini che non sono sviluppo incondizionato, ma risparmio, recupero, riciclo, responsabilità appunto, e non una scelta di sviluppi e trasformazioni poco controllate come nel passato abbiamo avuto. Padova ha le caratteristiche di una città media che ben può come dire, sperimentare in tema di sostenibilità vari aspetti, quelli della mobilità, quelli del recupero del patrimonio storico, della cura del patrimonio architettonico, della cura dell'urbanistica, della rigenerazione urbana, che sono tutti temi naturalmente che sono declinabili, anzi devono essere declinati con il codice della sostenibilità. Oggi qui una tavola rotonda dove si parla di 3 parole chiave importanti, ovvero sostenibilità, ingegno, responsabilità, ma qual è l'impegno reale attualmente oggi qui a Padova, ma non solo, anche a livello nazionale? L'impegno è quello appunto di coniugare una crescita che è un fattore imprescindibile per uscire da questa crisi con la sostenibilità. Noi crediamo che vadano coniugati questi due fattori e come ingegneri abbiamo fatto proposte concrete al Presidente del Consiglio dei Ministri Monti proprio su 5 proposte concrete di sviluppo sostenibile per il Paese. Quali richieste dal mondo degli ingegneri al mondo della politica locale? È quello del confronto, della collaborazione, di individuare un progetto assieme che porti appunto a una crescita sostenibile. È un'azione che deve essere congiunta, di collaborazione tra amministrazioni e tecnici. Noi come ingegneri diamo la nostra disponibilità e la sollecitiamo. Ingegner Boschetto, un incontro dedicato alla sostenibilità, all'ingegno, alla responsabilità. Gli ingegneri dicono noi ci siamo, ma chiedono anche al mondo dell'amministrazione un impegno concreto al dialogo. Questo l'abbiamo sempre chiesto come ordine, come fondazione, come collegio degli ingegneri, quindi diciamo come professionisti in generale abbiamo sempre chiesto e ottenuto francamente una discreta collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi un impegno concreto, condiviso, verso quale città? Un impegno specifico è che non dobbiamo eludere i luoghi comuni. Ecco, quello sarebbe già un grosso passo avanti, perché purtroppo altrimenti il messaggio che arriva a chi non è chiaramente del settore, arrivano degli slogan che sono quasi sempre improduttivi e anche tante volte purtroppo fuorvianti.